Io ringrazio tutte le persone presenti e credo che questo sia un evento informativo abbastanza rilevante. Mi pare probabile che il contenuto del libro abbia anche ampi riverberi sulla stampa nazionale. È un libro infatti che è unico nel panorama agrigentino e che fa il paio in parte per la organicità del racconto con quello che io ho pubblicato nel 1987, Mafia, il processo di Agrigento. Per la pubblicazione di quel libro voglio ringraziare, visto che è qui presente, Franco Castaldo, perché fu lui a fornirmi si chiamava all'epoca l'ordinanza istruttoria dell'allora giudice istruttore Fabio Salamone, che io, no, quella che pubblicai io era l'ordinanza istruttoria. L'ordinanza istruttoria che era l'atto che dava vita al dibattimento, al processo, col vecchio codice. E mi fu fornito, ricordo ancora quel volume rilegato di colore nero, appunto da Franco Castaldo. Quello fu il primo libro, vero libro sulla mafia agrigentina, ed ebbe all'epoca una storia anche abbastanza travagliata. Le prime copie le distribuì in libreria, a Favara i librai furono minacciati, mi chiamarono per riprendermi le copie e mi venne un'idea brillante: diffondere il libro non più attraverso le librerie ma attraverso le edicole, perché 2 librerie le minacciavi, 150 edicole diventava molto più complicato. Il libro fece, come si suol dire, una volata, Mafia, il processo di Agrigento, e le 1000 copie stampate andarono via in una decina di giorni. A quel punto l'editore sparì, era uno di Cosenza e non mi dava più né vecchie né nuove, non voleva più fare la ristampa, ma non mi autorizzava neanche a ristamparlo da me. Impiegai 8 mesi ad essere autorizzato, cioè a strappargli 2 righe dove mi diceva che potevo fare del contenuto quello che ne volevo, e lo ristampai a Palermo con una piccolissima casa editrice, la Zisa. Se ne sono vendute all'incirca 5.000 copie. Non escludo appena ne avrò la disponibilità, e credo di averla appena alcune sentenze di risarcimento danni arriveranno a conclusione, di ripubblicare quel libro del 1987. Romanzo criminale, parla Maurizio Di Gati, è in assoluta continuità con quel libro, perché ancora una volta, come l'ordinanza istruttoria di Fabio Salamone, frutto delle indagini condotte da Roberto Saieva, Totò Cardinale, Rosario Livatino, coordinati dal procuratore capo Elio Spallitta, quel libro dava come romanzo criminale una lettura organica del contesto criminale e mafioso nella provincia di Agrigento. Romanzo criminale fa di più, perché abbiamo per la prima volta un capo mafia, cioè un uomo che per una fase ha retto Cosa Nostra in terra agrigentina, il Vertice, che racconta come era organizzata, cosa faceva, come uccideva, quanti omicidi compiva, perché li compiva, quante gare d'appalto truccava, come le truccava, con quali politici si intratteneva. Questo libro chiude una partita politica. Voglio premettere che le dichiarazioni di Di Gati sembrano quasi quasi scritte da me. Io Di Gati non l'ho mai conosciuto, ovviamente. Non l'ho mai visto se non in televisione. Però Di Gati ci spiega chi è l'imprenditore Costanza dal depuratore del villaggio Peruzzo e in che rapporti era con Cosa Nostra. Di Gati parla nei termini che in parte sono ampiamente noti, e io vi dedico le pagine di gran lunga più divertenti del libro, di Totò Petrotto da Racalmuto, e conferma tutto quello che io ho scritto e ho pensato dal 93 in poi
su Totò Petrotto da Racalmuto. Vi consiglio di leggere, come l'ho raccontato romanzato, l'episodio delle minacce fasulle a Petrotto e del capomafia di Gati che scopre nel suo paese vi è qualcuno che a sua insaputa fa minacce al sindaco. È una parte che, diciamo, come gradevolezza letteraria e comica fa il paio con quella dedicata all'avvocato Triolo, Giacomo Triolo, nell'altra vicenda che riguarda Petrotto. Ha un destino comico Totò Petrotto per quanto riguarda le mie produzioni letterarie. In quel caso io raccontai in modo molto divertente l'interrogatorio di Giacomo Triolo da parte del poliziotto Attilio Brucato. Ora invece racconto l'interrogatorio di Petrotto da parte del capomafia di Gati. Dicevo, parla di questi personaggi, come dire, marginali nel quadro agrigentino, ma significativi nelle vicende di cui io mi sono occupato. Petrotto, l'imprenditore Costanza, Vendriglia. Abbiamo anche indicato senza il cognome, ma con un disegno che è perfetto, il poliziotto Vendriglia. Dice, c'è l'amico di un imprenditore di Favara, un uomo che navigava in acque perigliose, tale Coiro, che si occupa di immigrati e di alloggiare gli immigrati in polizia. Era Vendriglia quello che si occupava di queste belle cose, e questo Vendriglia, il nome lo metto io, quello mette il ritratto, e questo Vendriglia si dedicava a questi affitti attraverso Coiro e venivano proposti ai boss di Cosa Nostra che se avevano dei capannoni da affittare alla questura non vi erano problemi, si faceva tranquillamente. Poi Vendriglia fu allontanato da questo servizio per ragioni che non erano esattamente di valorizzazione in termini di promozione della sua elevata professionalità. Quelli che ho appena detto sono aspetti, come dire, quasi divertenti. Poi ci sono gli aspetti molto pesanti di Gati, che racconta come ad Agrigento nel 93 fu negata la possibilità della pulizia morale e del rinnovamento. Una bella riunione in una massaria a Casteltermini, presieduta dal pluriomicida Fragapane, alla presenza di Gati, ove testualmente si disse, testualmente, sono parole di Gati, se vince l'ambientalista Arnone non ci farà mantenere le mani di Cosa Nostra nella città di Agrigento. E si aggiunse che Calogero Sodano già prontamente si era messo a disposizione del capomafia Arturo Messina. Tutte queste cose un sistema informativo ampiamente malato ad Agrigento le ha negate ai suoi lettori. Negazione avvenuta anche da parte di organi di stampa, come dire, di livello regionale. Non era opportuno fare sapere quello che ha raccontato Di Gati. E, caso unico in tutta questa vicenda, la storia di Sodano e di Arnone non è solo il pentito Di Gati a raccontarla, viene riscontrata dal pentito Putrone, e in termini eccezionali, perché Putrone racconta: fui contattato da Arturo Messina, dovevamo trovare voti a Calogero Sodano che doveva battere Giuseppe Arnone, e io ero di Porto Empedocle, gli agrigentini non li conoscevo, però lavoravo in un hotel in Contrada Caos, dice Putrone, e lì tutti votavano per Sodano. Mi fu facile lì aiutare Messina perché tutti votavano per Sodano. Bene, quell'albergo faceva capo allo stesso albergatore che aveva offerto il quartier generale a Sodano per quelle elezioni. Questo albergatore aveva anche altri alberghi, uno di questi era stato utilizzato da Sodano per le riunioni, per le riprese televisive, per ospitare Giuseppe Ayala, perché Sodano ebbe il consenso, la copertura politica dell'antimafia con Ayala e della mafia con Arturo Messina. E Fragapane, di tutti, non si fece mancare nulla per combinare tutto quello che ha combinato
negli anni successivi, con quella faccia che ognuno può giudicare in relazione all'ultima puntata di Tema, che ha avuto il coraggio, io il coraggio sodano non lo avrei, di andare a svolgere presentandosi come un politico serio. Io quel coraggio non lo avrei, francamente, dopo tutto quello che è ampiamente venuto fuori e ancora verrà fuori sul pluripregiudicato per reati contro l'amministrazione Calogero Sodano, pluripregiudicato per reati contro la pubblica amministrazione. 3 anni e mezzo di galera credo che abbia sul groppone, grazie alle prescrizioni di cui ha beneficiato, perché se no saremmo a 6, a 7, perché per la villa abusiva, come è noto, abbiamo beneficiato della prescrizione. Dicevo, Di Gati e Putrone ci raccontano quel pezzo di storia. Di Gati ci parla di capo di casa e pensa di capo di casa e racconta di capo di casa esattamente quello che penso io di capo di casa dall'anno del Signore 2004, in particolare dall'autunno 2004. Di Gati ci racconta capo di casa era a disposizione di Cosa Nostra. E nella vicenda di capo di casa Di Gati si comporta come si sarebbe comportato un capomafia serio, un capomafia di notevole spessore. Quali sono i fatti? I fatti sono questi. Di Gati apprende dal capomafia di Campobello di Licata Falsone che i Gueli sono tutta una cosa con Cosa Nostra, dediti ampiamente all'illecito. Figlio, genero in carcere per mafia, figlio in carcere oggi con l'aggravante di mafia, e anche Lidru Gueli, che ha una bellissima sentenza, che non è che dice è un eroe civile, andate a fargli i funerali di Stato, dice l'esatto opposto di Lidru Gueli, la sentenza dello Stato italiano pubblicata sul libro Bagani, e dice quella sentenza che Di Gati è un bandito assolutamente riscontrato e attendibile, che dice il vero. Poi la sentenza dice non basta un bandito per condannare per associazione mafiosa un politico. Allora Di Gati ci racconta, mi dice Falsone che non solo che i Gueli sono in mano loro, ma che Calogero Gueli è un canale per arrivare a capo di casa e ottenere anche finanziamenti. E questo glielo dice Falsone. Poi a Racalmuto, persone che lui conosce, Di Gati di Racalmuto, raccontano che l'autodromo di Racalmuto si sta realizzando grazie a finanziamenti pubblici. A realizzarlo sono amici di capo di casa e questi finanziamenti pubblici arriverebbero, sempre parole che Di Gati riferisce, attraverso interventi politici, in primo luogo di capo di casa, a cui è stata promessa una bella tangente. Ora, io che mi reputo una persona seria, se fossi un capo mafia e mi sentissi dire queste cose di un ex presidente della regione, viceministro, parlamentare, approfondirei l'argomento per capirne di più. Conta fesserie Falsone, contano fesserie questi di Racalmuto. E Di Gati, che è persona seria nel suo essere capomafia, dice andiamo a informarci alla fonte. Capo di casa è di Oppolo, legato a Ioppolo. Chi meglio del capomafia di Oppolo può dire una parola seria e ferma su chi è capo di casa? E viene escusso, compulsato, interrogato il vecchio storico capomafia di Oppolo, persona seria nella mafia, Don Luigino Cacciatore. E Don Luigino Cacciatore dice, certo, ha sbagliato partito perché, come dire, mafiare comunque a sinistra con gente come Arnone, Lumia, Cracolici, Lomaio, tutti questi gindazzi, è complicato, però è eventualmente a disposizione. Questo ce lo dice sul presidente della regione, capo di casa, anche il capomafia di Oppolo, Luigino Cacciatore. Certo, per carità, il garantismo vale per tutti. Dovremmo capire le ragioni di contrasto che aveva Angelo Capodicasa col capomafia di Oppolo
È possibile che abbiano litigato mentre giocavano a scopone e Cacciatore aveva rancore e Lumbamià. È possibile che abbiano avuto questioni per qualche bella ragazza di Oppolo. È possibile che abbiano litigato per un finanziamento alla festa della Madonna. Tutto è possibile. Però, come dire, ragioni evidenti di contrasto di Capodicasa con Valsone, di Capodicasa con Don Luigino Cacciatore, di Capodicasa con i Racalmutesi non emergono. In compenso è venuto il tempo che io dica cosa si diceva in questura, in prefettura, di Don Angelo Capodicasa nel 2005. Mi si chiedeva, dice avvocato, ma ne vuole spiegare come questo Capodicasa e tutta la sua banda, tra Gaetano Scifo, uscito di galera, ritenuto dalla DDA di Palermo socio dei capimafia agrigentini, Gaetano Scifo, sotto processo con l'aggravante di mafia, e Burgio, le cui scorte sono pagate dallo Stato italiano perché ha mandato in galera i mafiosi, Capodicasa attacca Burgio ed è dalla parte di Scifo, e si incontra con Scifo, e si vede con Scifo, e scrive documenti con Scifo. Ora non è che Capodicasa è uno che nella sua vita ha fatto ogni anno decine di interrogazioni contro la mafia. Dice, ha subdorato che attraverso Scifo si colpivano interessi illeciti, allora si è alleato con Scifo pur di colpirli. No, neanche un'interrogazione su alta mafia, neanche una parola sugli affari lerci di Scifo, neanche un'interrogazione su Ecoter, niente di niente di niente di niente. La posizione di Capodicasa è venuta a coincidere per 7 mesi, come ha raccontato non Di Gati, in questo caso il vicequestore Attilio Brucato, già capo della squadra mobile di Agrigento, con la posizione di Scifo, Gaetano e della sua area, in ordine ad un quadro di conclamate illegalità. Per cui Scifo poi, per le vicende per cui si è alleato e ha avuto l'appoggio di Capodicasa, è oggi sotto processo innanzi al Tribunale di Agrigento. Per chi non lo sapesse, sono fatti. Le società che Capodicasa con tanto ardore riteneva di appoggiare attraverso Scifo erano quelle al centro dell'inchiesta altamafia, e non andarono al centro dell'inchiesta altamafia dopo, nel 2006, ma prima, nel primo semestre del 2004. Quindi quando il signor Angelo Capodicasa ritiene di sposare in toto, come se fosse una bellissima signora, le tesi di Tano Scifo, gli interessi di Tano Scifo, era noto pure alle pietre chi era Tano Scifo, con chi era collegato, per quale motivo era sotto processo, chi erano i soci occulti che la DDA di Palermo aveva individuato. Allora, Di Gati viene ad avere un riscontro potentissimo quando dice era a disposizione di Cosa Nostra, perché io mi sono chiesto, la risposta è o nella dabbenaggine, è uno che ha fatto il Presidente della Regione, tutto si può dire, tranne che afflitto da dabbenaggine acuta, oppure nella permeabilità a determinati interessi. E Brucato in tribunale il dito nella piaga lo mette in modo molto ma molto penetrante, perché dice pure, signori giudici, guardate che questi qua, Capodicasa e compagni, ritengono attraverso la CGIL, ed è vero perché è documentale sui giornali, di sollevare per la prima volta richieste di ispezioni nei confronti di imprese. E guarda contro chi le vanno a sollevare, contro gli unici 2 imprenditori che nel 2005 rischiavano la vita perché avevano denunziato Cosa Nostra, Moncada e Burgio. Brucato in tribunale, 18 marzo 2011, prima sezione penale, secondo collegio. Questo è il quadro. Poi lasciamo Capodicasa. Un'altra parte che mi preme rilevare è quella che riguarda Forza Italia, ovviamente. Dalle parole del super pentito, come scrivo io nel libro, viene fuori che ora e sempre Cosa Nostra votava Forza Italia e i suoi alleati.
ora e sempre. Venivano addirittura da Palermo ad Agrigento gentilissimi signori come Leo Luca Bagarella, Giovanni Brusca, da Trapani Matteo Messina Denaro, e spiegavano agli agrigentini: dobbiamo votare per Berlusconi e Forza Italia. Berlusconi e Forza Italia alleggeriranno le leggi antimafia, stanno facendo delle bellissime norme contro i pentiti, alleggeriranno il 41 bis. E infatti io mi sono chiesto se le follie allo stato puro di carattere legislativo, che anche ora con Alfano ministro si sono tentate di approvare, se volevano solo salvare Berlusconi o anche fare un favore dall'altro lato, perché consentire ad un capomafia di poter citare in un processo tutti i testi che vuole senza che il tribunale possa limitarli perché è inutili, come ridendo dicevo a Enrico Bene, io posso, secondo la norma Alfano, citare 300 persone per farmi dire che Enrico Bene pesa più di 50 kg. Oggi se voglio provare questo me ne fanno citare uno, dicevo, basta uno per dire questa cosa, chiama a citarne 300, no, oggi io ne potrei citare 300 per farmi confermare questa circostanza, o potrei citare tutti gli spettatori di un cinema per fare dire che io a quell'ora non ero in quel cinema. Me lo volete impedire che lo provo bene? Queste sono le leggi. A chi servono leggi simili? A chi serve distruggere l'amministrazione della giustizia? O ancora, sempre leggi di Alfano, fortunatamente non approvate, quella sulle intercettazioni. Chissà come funziona un tribunale, pensa di chiudere in manicomio chi ha scritto una proposta di legge secondo la quale ogni settimana, o ogni 15 giorni, o ogni 3 giorni, tu devi mandare le carte da Palermo alla Corte d'Appello, cioè da Agrigento alla Corte d'Appello di Palermo, per fare autorizzare le intercettazioni. Una macchina che va e viene, i giudici che si riuniscono, guardano le carte, cioè cose assolutamente folli. Tutto questo si coniuga perfettamente con le dichiarazioni di Dicati che dice: noi volevamo da Berlusconi un forte alleggerimento delle leggi antimafia, che abrogassero il 41 bis o lo depotenziassero, che alleggerissero la normativa sui pentiti, e Dicati dice che alcune soddisfazioni si sono avute con riforme che andavano nella giusta direzione. Voglio ovviamente mettermi a disposizione per domande. Un'altra parte del libro è dedicata all'organizzazione di Cosa Nostra in provincia di Agrigento. Vi sono i nomi di tutti i mafiosi conosciuti da Dicati o saputi da Dicati, e sono divisi per i mandamenti, per i comuni. Vi sono una serie di mandamenti, il libro li elenca perfettamente. Agrigento fa parte di quello di Siculiana, per capirci, la città di Sciacca fa mandamento a sé stante, vengono indicati via via chi sono stati i capi mandamento, chi sono gli affiliati, quali sono i fatti più rilevanti. Lo stesso vale per gli appalti. Ed entriamo nel mondo degli imprenditori. Da Dicati viene fuori un quadro disperante della imprenditoria agrigentina, assolutamente succube a Cosa Nostra e agli alleati del sistema politico corrotto di Cosa Nostra. Le cose fortunatamente oggi non stanno così. Lo Stato ha lavorato bene dal 2000 in poi e soprattutto dal 2005 in poi, e imprenditori di primo piano che oggi reggono Confindustria di Agrigento, che oggi sono l'arse portante di Confindustria di Agrigento, a partire dai fratelli Catanzaro, hanno rotto la situazione di subalternità a Cosa Nostra e al sistema della corruttela, hanno costruito una solida collaborazione con gli organi investigativi, anche con gesti di grande coraggio. Quando io cominciai ad occuparmi di Burgio, mi fu detto: ma veda che Burgio è uno che oggi è vivo e domani boh, perché è un simbolo, è quello che si è permesso di andare a mandare in galera il fratello del capoprovincia. Per questo è tuttora con la scorta all'epoca, ce l'ha ancora oggi e sono passati anni. Poi abbiamo su questo terreno Mongada. Dicati ci racconta pure gli attentati che Falsone fa a Mongada in quel di Palermo,
Falzone si fa autorizzare dai palermitani per fargli l'attentato a Mongada a Termini Imerese. Siamo a questo livello. E Mongada ha avuto il coraggio di denunziare burocrati collusi, di indicare quando Marciume c'era dentro gli assessorati regionali che si occupavano di energie alternative, la vicenda Vitrano, le tangenti in tasca al deputato e tutto il Marciume che ne è venuto fuori, danno ragione a Mongada. Poi vi sono i Campione, che hanno agito con grande coraggio. Nei lavori di Porto Empedocle hanno materialmente allontanato i camion dei mafiosi, hanno denunziato gli estortori, hanno messo una parola chiara in ordine al rapporto di subalternità con le richieste degli uomini di Cosa Nostra. Poi vi sono i Consiglio. Io sono uno, e questo a qualcuno dà molto fastidio, in grado di rivedere i miei giudizi su fatti nuovi. Sui Consiglio e l'appalto truccato del Comune da Sodano, il mio giudizio è chiarissimo, ma è pure chiarissimo il mio giudizio sul Consiglio che riesce a gestire col premio la raccolta dei rifiuti a Varese, ed è pure chiarissimo il mio giudizio sul Consiglio che è testimone denunziante di fatti di mafia nella zona di Siculiana, si è esposto a non pagare le tangenti. E io mi sono formato facendo per una parte della mia vita l'insegnante, e da questa esperienza lavorativa ho ereditato un tratto che è essenziale in politica, che è quello di comprendere che se un ragazzo oggi ha 2 e domani ha studiato e ha 4,5, tu gli devi dare 6, perché lo devi invogliare a migliorare ulteriormente. Non lo devi deprimere. Allora, quando da parte di imprenditore come Consiglio si rompe con Cosa Nostra, si denunziano i mafiosi, a Consiglio va fatto l'applauso, a Campione va fatto l'applauso. Non vanno attaccati strumentalmente, come fa qualcuno, riportandogli addosso le vicende passate. Perché sennò è come quando una donna, la D'Addario, smette di fare la puttana, si rifà un minimo di vita, trova un contesto civile dove non la fanno più prostituire, e qualcuno un giorno sì un giorno no gli deve sbattere in faccia sul giornale che faceva la puttana. Ha senso questo? O è funzionale a torbidi interessi? E questo purtroppo avviene nella nostra realtà. Dicevo, tra brevissimo vi do la parola. Un'ultima battuta merita il quadro della informazione. Il libro dedica qualche considerazione alla impresa di Rosalda o Rosattila Passarello, perché è una vicenda emblematica di un certo modo di proporsi, e non di un certo modo di proporsi di un soggetto assolutamente marginale come può essere Rosattila Passarello presa in sé, un disastro, diciamo, di amministratore, frutto di un errore enorme di Marco Zambuto, perché Marco Zambuto dovrebbe chiedersi il motivo per cui gente come Arnone su 300 candidati al Consiglio Comunale prende oltre 700 voti e Rosalda Passarello, candidata a sindaco con 6 concorrenti, prende molto meno voti di Arnone in Consiglio Comunale. Il giudizio di disistima generale, di non considerazione, di non adeguatezza, non diciamo disistima, a svolgere cariche pubbliche è palese, perché c'è il giudizio, diciamo, di inadeguatezza a svolgere cariche pubbliche e poi il giudizio politico. Non è che Rosalda Passarello stava sulla Luna negli anni 80 e negli anni 90, era un pezzo importante del sistema di potere reiniano. Rosalda Passarello non stava sulla Luna, stava qua tra di noi, assieme al marito, e faceva tutto quello per cui è passato, diciamo, innanzi all'opinione pubblica con i giudizi noti, il lavoro, chiamiamolo lavoro, dell'onorevole Palillo, del Partito Socialista, della Prima Repubblica, del Pentapartito, di tutto quello che questi signori facevano e le cose alle quali hanno contribuito, anche
alla vittoria di Calogero Sodano, assieme a Cosa Nostra, assieme ad Ayala e assieme a tutti gli altri che ci stavano. La impresa di Rosatti la Passarella a Teleacras manifesta un quadro di ferita alle regole democratiche. Rosattila non va là e dice: sentite, voglio confrontarmi con Arnone, deve avere il coraggio di spiegare innanzi a me le critiche che fa sulla gestione dell'ambiente, del verde pubblico, dei cani morti e dei topi, dell'elettromagnetismo, del disastro che abbiamo in tutte queste materie da parte della Giunta Zabuto e degli assessorati gestiti dalla Passarella. No, dice, non dovete fare parlare Arnone. Il problema non è che deve parlare lei, il suo problema è che non deve parlare Arnone. Quelli gli mettono a disposizione la televisione, dice: guarda, l'unica cosa che non possiamo concederti è la censura. Tu non vuoi censurare nessuno. Perché io voglio ricordarlo e do immediatamente la parola a voi. Arnone in questa realtà agrigentina rappresenta, per consenso, per riconoscimento da parte degli elettori, non di mia mamma, alla quale voglio bene e sono molto voluto bene, quello che Bersani rappresenta a Roma. In una elezione, l'ultima, le provinciali, c'è stato uno scontro tra i due litiganti all'interno del centro-sinistra, tra i due capi di due parti opposte, Arnone e Capodicasa. Lo hanno deciso gli elettori. Arnone ha combattuto con una mano legata dietro un braccio e con i due piedi legati tra di loro, e un braccio libero. Con un solo braccio ha abbattuto senza pietà Capodicasa e i suoi amici, 20-15. Loro avevano il simbolo, le liste, i deputati, Veltroni, Fioroni e quant'altro voi volete. I soldi del finanziamento pubblico, io tutto questo non l'avevo. Avevo un grande voto di popolo, 20-15. Fine della storia tra me e Capodicasa. Ora, Digati racconta e mette la croce definitiva su Angelo Capodicasa. Una chicca finale. Poco prima di chiudere il libro ho appreso da chi discendo. In verità siamo molti ad Agrigento a, diciamo, derivare da questo ceppo familiare. Io credo di essere il più noto di questo ceppo, ma un altro per il quale dedicherei altro tipo di aggettivo che non uso è Giacomino Di Benedetto, che ha pure con me questo avo. Un altro ancora è l'avvocato Sergio D'Alessandro, pure per lui dedicherei un altro aggettivo che evito. Discendiamo tutti dall'avvocato Stefano Larizza. Il libro riporta anche la piccola foto di Larizza a 80 anni. Stefano Larizza è stato un protagonista del risorgimento agrigentino, è stato sindaco di Raffadali, mazziniano e garibaldino, fu colui che col tricolore percorse la piazza di Raffadali sotto gli occhi dei Borboni nel 1848, quando vi furono i moti poi soppressi e perdenti, la prima guerra d'indipendenza, e soprattutto Stefano Larizza, come si legge nella biografia scritta dal colonnello Di Giovanni, era noto come il terribile Cappigiazzo perché usciva munito di una forbice con la quale usava tagliare ai mafiosi il cerro, la ciocca di capelli che fuoriusciva dal berretto utascu, segno caratterizzante dell'appartenenza alla mafia. Questo era il mio avo, questo il suo temperamento, questa la sua professione, questi i suoi valori. Non credo che sarebbe orgoglioso di avere come discendente un parlamentare che fa comprare alla provincia da lui amministrata all'opposizione i quadri del cognato. Probabilmente è più orgoglioso di avere un discendente che pubblica libri di questo tipo. Finisco con una battuta politica. Molti oggi, diciamo, si recheranno nella farmacia di turno, visto che è sabato, a comprare il Malox, perché sul piano politico non è senza rilievo che questo libro nella prima pagina riporta il nome di Giuseppe Arnone e quello di Giuseppe Lumia, e tutto ciò anche, diciamo, in prospettiva per le prossime scadenze elettorali agrigentine. Qui c'è il microfono
per chi intende fare domande. Sì. Io devo fare il microfono, altrimenti sì. piacere. Aspetta, prendi il microfono. Io mi chiamo Giuseppe Arnone, sono l'altro Arnone che Arnone definisce simpatico nel libro e lo ringrazio di ciò, non sapevo di esserti simpatico, di questo mi fa piacere, essendo tu il castigatore e fustigatore di parecchi politici della provincia di Agrigento. Io non condivido molte scelte politiche che tu hai fatto e che tu continui a fare, così tu non puoi condividere le mie, però sono dati di fatto che mi hanno portato a scegliere di fare il vice sindaco Angelo Gragi, che fino a prova contraria è un uomo che è stato dalla Procura della Repubblica di Palermo, dalla Corte d'Appello, scagionato dal divieto di dimora, è tornato a fare il sindaco. Ho saputo stamattina, non lo sapevo, perché io faccio il vice sindaco allegato da quasi un anno, che il tuo amico Sala, ingegnere Sala, non ha avuto rinnovato da Gragi l'incarico di ingegnere capo al comune e quindi da te purtroppo più volte attaccato. Però di questo non voglio parlare d'altro. Ho letto il tuo libro, anzi me ne hai fatto gentile omaggio perché io ti ho chiamato, perché non ho nulla, ho sempre avuto un rapporto così di civile convivenza, anche di civile rapporto con te. Ho letto che tu metti in grassetto nel primo capitolo della prefazione, come leggere, le dichiarazioni dedicate il filtro del sano garantismo che deve evitare infamie, dove tu salvi certe persone che sono state nominate da Digati, così come tu sei stato nominato da tale Sardino, il quale ti conosce come avvicinato al Lombardozzi di Agrigento, e mi vedo con disappunto e rammarico inserito da Digati in un contesto mafioso. Io non ho mai conferito con Digati e ho dato mandato all'avvocato Pennica di Agrigento di querelare per calunnia il pentito Digati, che io non giudico come te santo o santone, ma giudico un criminale che ha ucciso e ha fatto piangere tante famiglie in questa provincia, per querelare chi uccideva con la lupara ed oggi colpisce con la calunnia. Io non conosco Digati, non so che rapporti poteva intrattenere con l'onorevole Cuffaro, di fatto sanno tutti in provincia di Agrigento che io non ero il candidato di Cuffaro. Tale notizia la può dare il professore Massimo Muglia, vice sindaco di Agrigento, che gentilmente mi inserì nella lista del Presidente, l'Aquilone lista del Presidente. Io quindi non ho mai incontrato Digati e ho sempre lavorato politicamente nella libertà che tu chiedi per te, caro Arnone, così come questa mia libertà dà fastidio ai mafiosi e probabilmente ai gruppi di potere della provincia di Agrigento. Tutelerò naturalmente la mia immagine ogni volta che tu parlerai del libro e mi citerai, io parlerò, chiedendo fin d'ora a Teleacrasi di ospitarmi come ha il pregio di ospitare te, come diciamo microfono aperto nella gestione dei TG quotidiani. Devono essere i giornalisti a fare le inchieste. Puoi parlare noi e poi fai una querelo Digati per calunnia. Altrimenti così si diventa più di sgarro, non è quello loro. Allora, chi vuole il microfono? Di Bella? Io non credo che lei possa dire di discendere da questo mazziniano, perché in genere i personaggi mazziniani, risorgimentali perlomeno che io conosco, spesso hanno avuto una grande virtù che è stata quella della coerenza. Lei tutto ha avuto in questi anni tranne che la coerenza. E quindi non credo che lei abbia a che fare nulla con questo tipo di personaggi. No, perché tutti quanti noi sappiamo quali sono stati in tutti questi anni i suoi trasformismi. È pur vero che uno può cambiare opinione, ma lei certamente non è quell'insegnante che se un ragazzo ha 2, poi cambia idea e lo incoraggia con i 6. Lei è quello che ancora prima che le sentenze vadano in giudicato e siano definitive, ha già marchiato le persone con le espressioni più infamanti e poi regolarmente tantissimi tribunali hanno assolto le persone che lei ha infangato e lei alla fine non è quell'insegnante che va a chiedere scusa all'alunno perché prima pensava che fosse piuttosto somaro quando gli ha messo 2 e poi rivede con la sua coscienza quel giudizio e chiede scusa quando prende 6.
lei assolutamente non ha mai chiesto scusa a nessuno per gli errori commessi quando ha marchiato con espressioni spesso infamanti persone che poi i tribunali hanno spesso giudicato invece assolutamente oneste e innocenti. Quindi non si metta questa aureola di persona corretta e di mazziniano e di garibaldino, perché lei è stato molto spesso, più che discende da questa persona, lei probabilmente discende da Arlecchino, perché il suo costume ne ha messi tanti di colori in tutti questi anni che è diventato veramente un Arlecchino. Lei per esempio non può neppure scrivere, può scrivere un manuale di antimafia. Lei non ha la credibilità per scrivere un manuale di antimafia, e faccio solamente un esempio. Noi abbiamo avuto di recente un deputato regionale colto con le mazzette in mano, che ha ricevuto soldi per cose gravi, è finito agli arresti, adesso è tornato in Parlamento e noi gli stiamo pagando pure lo stipendio. L'unica espressione che lei ha usato di questo personaggio, perché fa parte della sua corrente politica, cioè la Margherita, è che era dispiaciuto. Di altre persone che invece in galera non sono mai finite, che hanno avuto piccoli problemi tante volte, che non sono manco arrivati dentro un'aula di tribunale, ha usato espressioni molto più pesanti, più gravi, più infamanti, più tremende. Del signore che ha ricevuto le mazzette, siccome fa parte della Margherita, mi dispiace, quasi fosse un gattino che si è ferito mentre giocava, non lo so, sulla sabbia. E quindi di uno che dice queste cose, di un simile parlamentare che è stato ripreso dalle telecamere mentre riceveva questi soldi, eccetera, eccetera, ci viene a dire soltanto che gli dispiace. Io ho i miei dubbi che possa avere una qualche credibilità quando ci parla di mafia, antimafia e queste cose qua. Tra l'altro, sinceramente, io leggerò questo libro, ma aspetterò il secondo. Sa che perché aspetto il secondo? Perché io molto spesso leggo i suoi comunicati e dopo alcuni mesi vedo che dice esattamente il contrario di quello che diceva prima. Tutti ad Agrigento perfettamente che Zambuto prima era un pupo, poi lei non aveva occhi che per questo grande, il potente sindaco, il migliore di Agrigento, non lo so, sembrava veramente l'Arnone innamorato. E poi di nuovo ultimamente per una persona che deve andarsi a curare da qualche parte il povero Zambuto, perché non ci sta più con la testa, visto i precedenti, che gli ultimi fatti che a lei non piacciono. Ma scusi, lei oggi rimprovera Zambuto di essere tornato col PDL, ma perché? Zambuto prima con chi era? Quando lei ne tesseva le lodi. Non stava forse nel PDL? E lei non era uno dei massimi sponsor di un sindaco che apertamente era andato da Berlusconi ed era uscito da Berlusconi con i migliori complimenti da parte del più giovane sindaco di Agrigento, fa parte del PDL, e lei ha sostenuto in tutti questi anni un uomo di Alfano. Di Bella, se vogliamo fare un dibattito sulla mia storia. No, lei ha parlato a lungo, adesso faccia parlare a noi a lungo. Lei poco fa insegnava regole di democrazia e di giornalismo. Benissimo, le regole di democrazia e giornalismo stanno nel fatto pure che se lei si è preso un'ora, almeno io mi prendo questo è il mondo giornalistico Di Bella. Nel mio mondo giornalistico, va bene. Se lei vuole fare un dibattito con me, io sono disponibile. Nel mio mondo giornalistico le regole non le detta lei, nel mio mondo giornalistico. Altri 2 minuti. Poi va bene, allora, negli altri 2 minuti vorrei dire, per esempio, che, sempre sul suo trasformismo, lei prima, per esempio, ho dei comunicati, parlava delle condizioni pietose dal punto di vista igienico-sanitario in cui versava la città. Poi, quando si è innamorato di Zambuto e della sua giunta, non appena, per esempio, il consigliere comunale Salvatore Lauricella osava con qualche comunicato dire che le stesse cose che diceva lei sulle condizioni igienico-sanitarie di Agrigento, lei subito sparava contro il povero consigliere comunale Lauricella. Oggi lei dice che la città è sporca e se la prende con Rosalda Passarello, ridicendo le stesse cose che diceva Lauricella e che lei condannava. Cioè la questione è molto ma molto semplice e di esempi ne potremmo fare tantissimi. Anche questa sua attenzione verso questi nuovi imprenditori. Guardi lei, io sarei molto preoccupato
perché io mi ricordo perfettamente che lei aveva ammirazione nei confronti e frequentava anche imprenditori come Salamone e Montalbano, e quindi io sarei preoccupato adesso che Moncada, Campione e Catanzaro vengono da lei tanto esaltati, perché a Salamone e a Montalbano gli è finita piuttosto male, personaggi di cui lei parlava abbastanza bene. Non vorrei che portasse sfortuna a questa povera gente. E quindi io la pregherei di una cosa. La mia domanda è: quando è che lei veramente tornerà ad essere credibile in questa città, mettendosi d'accordo innanzitutto con se stesso e prendendo veramente una posizione rispetto alla quale almeno riuscirà ad essere coerente per almeno un anno? Per questo io le dico, io adesso leggerò questo libro, ma aspetterò il secondo, quando lei magari rivedrà tutte le varie cose e posizioni eccetera eccetera che ha avuto, anche per esempio l'ultima su Di Mauro, su cui vedo che la sua vicinanza con l'MPA ha fatto fiorire nuovi rapporti con Di Mauro, con Lombardo, con Dorsi, eccetera, eccetera. Non c'è niente di più bello di vedere un personaggio politico che dal PC è passato all'elefantino, dall'elefantino a quegli anticlericali e mangiapreti di Rifondazione Comunista, e poi tutto ad un tratto è finito tra le braccia di un ex democristiano cattolico sfegatato della Margherita come Adragna, e adesso poi insegue la tessera del PD, ma che non gli daranno mai sicuramente, come gliela possono dare, insegue la tessera del PD, e nello stesso tempo però flirta con quelli dell'MPA. Insomma, la domanda è: ma quando è che crescerà? Allora, Di Bella, la misura di un politico la danno gli elettori. Va bene, sì. Anche Hitler ha avuto il 33% dei voti. Di Bella... E ricordo che Hitler è arrivato al potere con allora, il 33% perfetto. dei voti. Di Bella... Le auguro di avere la misura che ha avuto Hitler. L'ho avuta nel 93, quando la mafia mi impedì di essere... Ma non può giocare sul consenso elettorale, perché visto che lei cerca discendenti nel passato, il suo discendente, se parliamo di consenso elettorale, potrebbe essere Hitler. Allora, Di Bella, questa è la sua opinione. Poiché io ritengo di essere un democratico che crede realmente nel massimo di democrazia, abbiamo fatto in modo che lei questa sua opinione, che pochissimo aveva a che spartire con la conferenza stampa del libro, avesse modo di esprimerla. È un'opinione che l'espone, come dire, a situazioni risarcitorie nei miei confronti, perché ha detto una serie di cose che non stanno né in cielo né in terra e sono soltanto documentalmente diffamatorie. Sotto alcuni profili lei si è esposto anche al ridicolo, se vogliamo, perché proprio pochi minuti fa io ho espresso il giudizio che da sempre esprimo nei confronti di Vitrano. Ho parlato di Vitrano come un tangentaro che dà ragione alle denunzie di Moncada. Nei confronti di Vitrano non c'è mai stata nessuna indulgenza per le accuse che gli sono state mosse, e lei si è inventato queste mie indulgenze. Che mi sono dispiaciuto. Uno può essere su un piano personale. No, basta. Mi sono espresso in termini assolutamente duri, ci sono i miei comunicati. Se deciderò di chiedere un risarcimento danni mi verrà estremamente semplice, perché nei siti basta prendere Arnone e Vitrano e vengono fuori le cose che io ho scritto ampiamente contro Vitrano dopo il suo arresto. Come non vi è stato mai nessun trasformismo da parte mia, non sono mai stato nell'elefantino per quanto mi riguarda, ho mantenuto una assoluta coerenza nella mia storia politica, essendo sempre stato nel solco del riformismo progressista, che è nato dopo la fine del Partito Comunista. Come una larghissima parte dei miei ex compagni iscritti al Partito Comunista per un periodo sono stato all'interno della Margherita, e quando abbiamo fatto un patto elettorale con Rifondazione in una lista che era un patto elettorale, glielo ricordo,
Ciò è avvenuto perché vi fu un veto, sempre delle solite persone, a che la Margherita da uscente mi candidasse in Consiglio Comunale. Ma non voglio raccontare la mia storia personale perché non è questo il momento. La sua è una provocazione per creare diciamo, confusione in un momento in cui si stanno dicendo cose di ben altra importanza, che le dispiacciono, dove si sta dicendo che il capomafia di Agrigento parla di un uomo che lei ammira enormemente, l'onorevole Angelo Capodicasa, come di un avvicinato a Cosa Nostra, che viene condizionato, come la vicenda di Tano Scifo dimostra, nelle sue azioni da ambienti che sono collimanti con gli interessi portati avanti da Rossello e Lombardozzi. Lei, invece di parlare di queste cose, ha ritenuto opportuno venire a, come dire, immettere nella nostra discussione una serie di elementi assolutamente impropri. Le confermo, se le fa piacere, considero Marco Zambuto il miglior sindaco che abbia avuto questa città di Agrigento e lo dirò fino alla fine. Detto questo, lo ritengo a questo punto inadeguato ad affrontare e a risolvere i gravissimi problemi che ha questa città. È ovvio che mi viene facile dire che Zambuto è il migliore. Noi abbiamo avuto uno che si è fatto la villa abusiva e per farsi la villa abusiva ha nominato un ingegnere capo che non capiva niente di urbanistica nella città della Valle dei Templi, un altro che si chiudeva per fare, diciamo, attività non propriamente pubbliche nella stanza con la vigilessa. Questa è, diciamo, l'amministrazione che abbiamo visto. Un altro ancora. Si chiudeva con la stanza nella vigilessa? Si vada a leggere le carte di questo signore e lo apprenderà. È uno che abbiamo consegnato alla storia. Si chiudeva nella stanza con peccato che lei non lo sappia, credo che qua è l'unico a non sapere chi è questo sindaco. Lei che dà lezioni di antimafia, certo, dovrebbe dire il nome. Siccome si parla, parlando di queste cose andiamo a toccare gli interessi dei figli e gli interessi delle mogli, è bene, diciamo, sorvolare per dare solo il dato politico, perché quando io mi chiudo nella stanza con la vigilessa e vengo a creare con la dirigenza comunale, con il mondo degli impiegati, con tutto quello che sta attorno, un rapporto perverso che non mi consente più di avere l'autorevolezza tale per poter governare il comune. Ma lei lo fa questo chiaro? Ma io lo faccio perché come esempio politico va fatto. Se poi lei vuole trasformare un esempio politico in un gossip, e qui io la lascio, se vuole si affitta lo spazio e lo dice di chi stiamo parlando. Abbiamo avuto un altro sindaco che ha pensato di fare, certo, lottizzazioni abusive invece di amministrare la città di Agrigento, impegnato a fare investimenti di carattere personale in modo assolutamente illegale. Questa è la realtà agrigentina. Un altro ancora che faceva vincere le gare della nettezza urbana al cugino già negli anni '80. Allora, in un quadro simile devo dire che Marco Zambuto ha rappresentato una novità fortemente positiva. Poi ha dei limiti enormi, dei limiti che non gli consentono oggi di poter dare un segnale di grande fiducia sul riscatto e sulla prospettiva della città di Agrigento. Gli agrigentini tutti, e qui la chiudo su Zambuto e anche sulla Passarella, non mi ci dilungo, gli agrigentini, se sentono dal prossimo sindaco che gli garantisce il mantenimento dei livelli di amministrazione degli ultimi 4 anni ad Agrigento, cioè le buche, i topi, il piano regolatore che non è decollato, Di Francesco all'urbanistica, eccetera, eccetera, non credo che saranno tanto soddisfatti da volerlo votare. Ma diciamo di questo avremo ampiamente modo di parlarne. Lei ha citato Salamone, la invito a prendere un documento dove io plaudo alle azioni imprenditoriali dell'imprenditore Salamone. Chi ha detto queste cose ha già risarcito i suoi danni, caro Di Bella. Raccontando fesserie non si va molto avanti, si va poi a subire i pignoramenti quindi degli stipendi, delle posizioni creditorie che si hanno. Io non la consiglio. Anche questo suo linguaggio pieno di intimidazione. Ma non c'è nessuna intimidazione. Eccetera, eccetera. Guardi, Di Bella. La gente vede chiaramente Di come, Bella, per esempio, non c'è con nessuna una persona intimidazione. come lei non si può Vabbè. fare un discorso Perfetto. politico perché sta sopra la Vabbè. minaccia dell'intimidazione, Vabbè. del Di Bella. risarcimento, del tribunale. Di Bella. È per questo che tanti, pur avendo molte cose da dire su di lei, per esempio, non le esprimono perché questa questione di andare poi dietro a lei nei tribunali e salire per le scale dei tribunali
e mette tanti in gravi difficoltà. Di Bella, le dico una cosa e la nostra questione è chiusa. Per mia fortuna e fortuna della città, essendo io un politico molto robusto e se vogliamo anche utilizzare questo aggettivo potente, mi ascolti, vi sono fior di giornali stampati, fior di giornali online che non me ne perdonano nessuno. Sì, quindi diciamo tutto quello che c'è da dire su di me si dice ampiamente. Parlando di risarcimenti e cose varie, capito? Non c'è nessuno. Di Bella, tutto quello che c'è da dire su di me viene ampiamente detto. Sono l'unico politico per il quale ad Agrigento si è trincerati persino dietro l'immunità parlamentare per scrivere autentiche infamie, pubblicate recentemente. Siccome il parlamentare, se scrive un'interrogazione parlamentare, la deposita alla Camera, non può essere perseguito perché è mandato parlamentare, e quindi strumentalizzandola in questi termini, io potrei pure scrivere che, Lelio Castaldo me lo consentirà, che il signor Lelio Castaldo è un trafficante di organi di bambini, e chiedo al Ministro degli Interni quali provvedimenti si prendono su di lui. Se lo faccio da parlamentare una simile infamia, scrivere cose simili, riesco a scriverle e ho fatto l'interrogazione. Poi vedremo se si possono pubblicare sui giornali simili cose. Nei miei confronti questo si è fatto, inventarsi una cosa, abusare dell'immunità parlamentare, depositarla alla Camera e poi diffonderla ai giornali. Quindi diciamo, se c'è uno su cui si è scritto di tutto e di più, quello è Arnone. Ora, devo brevissimamente, prima di dare la parola agli altri, dare una risposta a Giuseppe Arnone. L'ingegnere Sala, caro Arnone, è stato assunto dal sindaco Biondi, persona che io ho conosciuto nella fase terminale della sua sindacatura. Ovviamente Sala fu assunto nella fase iniziale, io con l'assunzione di Sala non c'entravo assolutamente nulla. Sala era uno che da ingegnere capo di Licata aveva dato molto fastidio al capomafia di Catese, Tracuzzi, Stracuzzi, non ricordo più neanche come si chiama, ed era uno che, diciamo, era ed è, perché ancora svolge la sua attività professionale in modo encomiabile, diciamo, non aveva quei vizi per i quali il sindaco Gragi è stato oggetto di ordinanze di custodia cautelare ed è attualmente sottoposto ad un paio di procedimenti penali. Con molta franchezza, se io fossi al posto del sindaco Gragi mi sarei già dimesso e certamente non sarei mai andato a fare il vice sindaco a uno come Angelo Gragi. Ti comunico che questo Sardino non ha mai parlato di me come un soggetto avvicinato. Per sue valutazioni ha detto che io non ero uno che parlava tanto contro la mafia. Qui in mano ho un libro che è del 2005, Alta Mafia 2, e poi c'era 2 perché c'era Alta Mafia 1 dell'anno prima, poi c'è il libro che ha tradito Pio La Torre. Diciamo che letteratura così numerosa in materia di lotta alla mafia in provincia di Agrigento non ce l'ha assolutamente nessuno. Poi Di Gatti non lo Di Gatti non perfetto. Di Gatti sì, Di Gatti non è sì. Perfetto. Arnone, però non mi interrompere perché sennò facciamo solo nella quale giudica e centrica le misure di Arnone, non si comprende granché, anche perché mio omonimo, io rimango sempre al perfetto, sempre per essere chiari, Di Gatti è in galera dal 2006, Arnone, il tuo sindaco Gragi è sindaco dal 2008, quindi a meno che Di Gatti non si trasformava effettivamente in un santone, ma di quelli che fanno le magarie prevedendo il futuro, non poteva, diciamo, perfetto, è un criminale che si è pentito. Io ai criminali che si pentono, come è avvenuto per Buscetta, presto apprezzamento perché danno un contributo importante a debellare la mafia. Tra Riina e Buscetta io sto senza dubbio assieme a Buscetta, perfetto. Arnone ha dichiarato che io ti ringrazio per avermi citato. Benissimo. Perché qualcuno perfetto. a ridosso di elezioni o di quant'altro. Andiamo avanti. Io ti ringrazio di questo. E ti ringrazio per io ho semplicemente fatto un'operazione limpida. Non ho censurato come hanno fatto altri parti di verbali, li ho presi dalla A alla Z e li ho pubblicati tutti, anche verbali che parlavano di persone a me vicine, di persone che io ho sostenuto, di persone della cui estraneità alla mafia e del cui spessore
culturale, politico, amministrativo, sono assolutamente convinto. Ho pure spiegato cosa intendo per sano garantismo. Ritengo Di Gatti un bandito sano, quindi quello che racconta che è avvenuto sotto i tuoi occhi, a mio modo di vedere, è vero. Quello che gli hanno raccontato lascia il tempo che trova, perché non si sa chi gliel'ha raccontato, perché gliel'hanno raccontato, quando gliel'hanno raccontato. Il mio giudizio su capo di casa, infatti, è riscontrato da azioni specifiche compiute da capo di casa. Quando capo di casa mi spiegherà com'è che tra Burgio con la scorta data dallo Stato e Tano Scifo con l'aggravante di mafia è ritenuto prestannome di Russello e Lombardozzi, ha scelto Tano Scifo, io gli chiederò scusa se la sua, come dire, sarà convincente. Io farei gli interessi di capo di casa che è implicato in tutte queste io sto dicendo che tu in altre occasioni ti sei professato ammiratore di capo di casa. Vabbè, allora, non ammiri capo di casa, ne prendiamo atto. Non ammiro capo di casa, ma lei semmai ha detto che io faccio gli interessi di capo di casa che è implicato in io sto dicendo, nel momento in cui in una conferenza stampa si parla dei massimi vertici politici di questa provincia, dal ministro Alfano al presidente Cuffaro, stiamo dicendo in questa conferenza stampa, gli interessi di capo allora, di casa che Di Bella, che descrive con questi sporchi interessi. Di Bella, in questa conferenza stampa si presenta un libro dove si raccontano decine di omicidi, si raccontano decine di appalti truccati, si raccontano soprattutto le collusioni tra la mafia e politica a livello di presidenti della regione, di ministri e segretari di partito. In una conferenza stampa di questo livello noi abbiamo tirato fuori i tribunali, i trasformismi, le incoerenze, Filippo Salamone, i pupi e i popari, cioè tutta una serie di argomenti che con il libro e la conferenza stampa, diciamo, c'entravano ben poco. Io credo che se facessimo vedere ad un presidente dell'ordine dei giornalisti il suo comportamento, caro Di Bella, in questa conferenza stampa, quello rifletterebbe seriamente se togliergli la tessera del giornalista, perché è come uno che è invitato a fare una partita di calcio comincia a palleggiare la palla con le mani attraversando il campo in questo modo. Poi ora lo vedremo, Di Bella, vedremo anche questo. Diciamo, siamo molto ottimisti sul fatto che da qui a breve il PD in provincia di Agrigento sarà un partito che avrà come leader Arnone, gli amici di Adragna e di Lumia. Capodicasa e Messana li stiamo avviando dove è opportuno che vengano avviati. È una storiella che racconta da decenni. Certo, è una storiella, no, non la racconto da decenni. Decenni fa non ero iscritto al PD. Domanda di Diego Romeo. Romeo mi chiede se a Teleacas si fa giornalismo. In seguito a quello che hai detto su Di Bella, hai detto se l'ordine dei giornalisti fosse presente, Di Bella lo caccerebbero. Perfetto. Ma perché a Teleacas la domanda è: a Teleacas si fa giornalismo? La mia risposta è: a Teleacas chi ritiene di avere qualcosa da dire va e lo ospitano. Il signor Franco Castaldo, notoriamente non mio estimatore, comparirà nell'ultima udienza avanti al Tribunale di Agrigento per rispondere del reato di diffamazione relativamente ad una intervista rilasciata a Teleacas. Gli hanno messo a Teleacas il microfono innanzi, però dobbiamo parlare uno per volta. Il signor, un noto imprenditore agrigentino, mi ha pagato lo scorso anno 30.000 euro di risarcimento del danno per via di una serie di trasmissioni e di interviste dallo stesso rilasciato a Teleacas, dove diceva grosso modo le cose che ha detto poco fa Di Bella. A Teleacas non vi è problema, a Teleacas è stato invitato per fare giornalismo Di Bella, ha avuto modo di confrontarsi, a Teleacas va a capitano e va a dire le cose che lo portano poi a dover risarcire in tribunale. A Teleacas hanno detto che Rosalda Passarella è benvenuta, a Teleacas i miei avversari del momento di carattere politico in vista delle elezioni, Zambuto e Muglia, hanno fatto, credo in un mese, 4 puntate di tema complessivamente per una quindicina di repliche. A Teleacas Sodano ha fatto recentemente una puntata di tema replicata una dozzina di volte. Questa è Teleacas, cioè una emittente che fa parlare l'intera città di Agrigento. Non è che il Teleacas è una emittente che censura. In questo momento i due poli politici siamo da un lato Alfano Zambuto, perché mi pare chiaro a tutti che Zambuto sarà il candidato di Alfano, e dall'altro lato c'è
Arnone come rappresentante della sinistra. L'altra sinistra, se vuole andare in televisione, quella che non conta nulla, cioè Bellini, Pistone, Di Benedetto, li ospitano. Il problema è avere qualcosa da dire e il coraggio di dirlo. Se non lo hanno è un problema, come dire, è tutto loro ed esclusivamente loro. Allora, perdono, vabbè, mi credo, normalmente fanno scrivere su Europa, quotidiano nazionale del partito, chi è che è ubriaco e passa dalla via dove sta la sede del giornale. Anche quello non è giornalismo.